Una forte azione di protesta di respiro nazionale è stata intrapresa nella giornata di ieri dalle emittenti locali televisive e radiofoniche associate alla REA al fine di manifestare il proprio malcontento che a causa di una politica ministeriale da parte del Ministro dello Sviluppo Economico vuole annullare in Italia il pluralismo informativo e democratico che fu la leva della nascita delle antenne locali, che grazie alla sentenza della Corte Costituzionale del 77 vide un fiorire di radio e TV locali che finalmente, dopo anni di monopolio RAI, hanno avuto la possibilità di fare da eco alle istanze del territorio locale, rendendole note. Ieri per la prima volta la nostra associazione e le emittenti collegate in tutta Italia, tra cui anche TVA Agrigento, hanno potuto trasmettere una riunione del tavolo tecnico 4.0 che si stava svolgendo presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che vedeva come interlocutrice la sottosegretaria Liuzzi, facenti le veci del ministro Patuanelli, i vertici del Ministero, le rappresentanze nazionali delle TV e radio italiane, come la FRT di Confindustria, la Erandi Corallo di Rassignoli, a quella Alpi e altre, tra cui il dottor Gabriele Betti, delegato REA al tavolo 4.0, che nella sua relazione in chat ha evidenziato il deficit di attenzione del sottosegretario Mirella Liuzzi di 5 Stelle, partita che in campagna elettorale doveva essere del cambiamento, ma oggi di fatto in peggio diremmo, relativamente alla problematica delle emittenti locali, sulla necessità di riformare il regolamento sui contributi, su equo indennizzo per il rilascio delle frequenze, sul rifinanziamento del fondo Covid per aiutare le emittenti che hanno subito l'azzeramento della pubblicità, non ricomprese tra quelle già sostenute con il decreto rilancio di luglio, sui bandi LCN, sulla capacità trasmissiva accessibile a tutte le emittenti a prezzi calmierati. Con l'avvento del 5G le emittenti locali si vedranno espropriare le proprie frequenze sulla banda dei 700 MHz per destinarle agli operatori di rete della telefonia per lanciare il 5G, che già si sono accaparrati versando l'autocompenso all'asta che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto lo scorso anno, incassando decine di milioni di euro e che ora si debbono liberare a scapito proprio delle TV locali che attualmente vi trasmettono. Il 5D con il DVB-T2 entrerà anche nelle nuove televisive che la gente dovrà acquistare, in quanto si cambierà il sistema di trasmissione con il digitale terrestre 2, che ancora milioni di utenti non hanno e che dovranno provvedere all'acquisto. Così anche per i nuovi cellulari, che spingerà l'utenza a sostituire gli attuali 4 e 3G con quelli di nuova generazione. Insomma, una vera rivoluzione del mondo dell'etere che farà in modo che la gente dovrà indebitarsi ancora di più in questo momento di pandemia dove manca il lavoro e anche la certezza stessa di vivere. Le emittenti associate alla REA hanno così deciso di firmare un documento da inviare ai vertici del Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministro e ai capi gruppo parlamentari della Camera e del Senato per meglio specificare le varie problematiche che attenzioneranno anche con programmi realizzati dalle TV del circuito REA, che avranno lo scopo di informare l'opinione pubblica in un momento in cui si parla poco delle emergenze del settore. Tra i punti richiesti ribadiamo il rifinanziamento del fondo Covid-19 per quelle emittenti escluse non inserite nel regolamento del DPR 146, la possibilità di mantenere delle frequenze locali anche alle TV locali che dopo 40 anni si vedono espropriare del loro diritto a trasmettere in favore dei potentati dell'etere come RAI e Mediaset, e pochissime TV locali che resteranno in piedi.